Buon pomeriggio, ben trovati a questa edizione del Palio dei Botti Vittorio Veneto nell'ambito della manifestazione nazionale dedicata a questo particolare evento della città del vino. Invito qui con me sul palco a raggiungermi il presidente della Proloco di Vittorio Veneto Antonino Sonego, il vice sindaco di Vittorio Veneto Gianluca Posocco e il consigliere regionale Tommaso Razzolini. Sì, dai, facciamo sentire che così vi preparate un po' per dopo. Come dicevo, grazie, benvenuti a essere qui, vi ringraziamo per essere qui con noi. Intanto cogliamo l'occasione per ringraziare anzitutto l'associazione 11 Gradi e gli amici del Castrum che ci ospitano in questa particolare cornice, rende ancora più suggestiva questa manifestazione. Oggi avremo 7 squadre che partecipano a questo palio che da tantissimi anni vede Vittorio Veneto in prima linea a parteciparvi, e soprattutto la Proloco di Vittorio Veneto che ha sempre creduto in questa particolare iniziativa. Allora cederei la parola subito al presidente della Proloco di Vittorio Veneto, Antonino Sonego. Volevo dire che è un piacere ritrovarci fra amici, perché sono tutti amici quelli che raggiungono tappa per tappa i vari pali che si svolgono in tutta Italia, e quello di Vittorio Veneto oltretutto è un piacere ancora maggiore quando i gruppi sono accompagnati dagli amministratori. Vorrei ringraziare, visto che ci sono, il sindaco di Furore che ha accompagnato la squadra. Oltretutto Furore quest'anno ospiterà la finalissima il 14 di ottobre. Vittorio Veneto è pronto a partecipare, se si qualificherà fra le prime 10 squadre, ma sono certo che il gruppo che arriverà a Furore sarà numeroso, quantomeno da parte nostra, se riusciamo a qualificarci. Il palio di Vittorio Veneto, ringrazio comunque anche gli amministratori che sono sempre presenti, il vice sindaco Posocco e il consigliere regionale Razzolini. Li ringrazio per essere qui con noi. Dicevo che il Palio delle Botti di quest'anno, 18ª edizione, è il maggiorenne a Vittorio Veneto. Oltre che maggiorenne, sono 100 anni che noi abbiamo memoria che si svolgesse a Vittorio Veneto una gara, una corsa delle botti, perché abbiamo ritrovato negli archivi fotografici del comune una fotografia in cui proprio a Vittorio Veneto in via Rizzera si svolgeva una corsa delle botti, e la fotografia l'abbiamo anche fatta ingrandire, si troverà in piazza Minucci quando andremo giù. Tutto questo, il palio di Vittorio Veneto è cresciuto, e questo grazie ai volontari che si dedicano in maniera appassionata alla manifestazione, e non posso che ringraziare loro, ringraziare l'amministrazione che sempre ci supporta e ci dà una mano. Ringrazio voi per la partecipazione, il gruppo dei figuranti, i tamburini di Cividale, e continuiamo con la manifestazione. Adesso col corteo raggiungerà piazza Minucci. Grazie ancora, e lascio la parola al presentatore. Grazie, grazie. Bene, allora adesso, tanto il vice sindaco è a casa, passiamo prima in regione e poi scendiamo, giusto? Cedo la parola volentieri al consigliere regionale Tommaso Razzolini per un saluto. Grazie, buongiorno a tutti voi, è un piacere essere qui a Vittorio Veneto per questa manifestazione, una manifestazione sentita, perché insomma il Palio delle Botti è un evento che racchiude poi anche l'amicizia e la condivisione di tanti bei momenti e belle esperienze, e soprattutto territori a vocazione vitivinicola, e quindi anche questo è veramente importante. Sappiamo bene, ringraziamo l'Associazione Nazionale delle Città del Vino che è diciamo il capofila di queste iniziative. Ringrazio la Proloco di Vittorio Veneto, l'amministrazione comunale, e ringrazio anche tutte le squadre qui presenti, perché questa è una manifestazione che conosco, anche se io la Botte l'ho spinta proprio come riserva ultima perché ero il più scarso di tutti, quindi assolutamente non mi prendevo troppi impegni a far brutta figura. Però insomma, ecco, con la squadra a suo tempo di Valdobbiadene abbiamo partecipato anche noi, quindi so cosa vuol dire far parte di questo circuito, e tanti di voi insomma li ho già conosciuti, e insomma si rivede ogni tanto
e questo è sempre un piacere. Quindi a voi auguro veramente una buona spinta, un buon palio e che sia veramente una bella giornata per tutti quanti noi, e grazie, e mi fa piacere che siate qui in provincia di Treviso, in Veneto, a Vittorio Veneto, a fare questa manifestazione. Grazie. Grazie, adesso siamo col vice sindaco che anche lui potrebbe spingere perché ha la dote di grande atleta, quindi Vittorio Veneto potrebbe anche chiederglielo, no? Giusto, di fare delle prove. A parte le battute, prego Gianluca Posocco per un saluto. Grazie e buongiorno a tutti, benvenuti, complimenti alla Proloco per aver organizzato anche in questa splendida location questo 18° Palio delle Botti. 18°, sono tanti, ti dirò, io ho spinto anch'io i primi anni, poi vedo qua i primi spingitori, Federico, giusto, l'ho visto ad opera ad Avio, mi ricordo il primo Palio delle Botti che ho vissuto, poi Luca che ha partecipato a tante gare in giro per l'Italia. Quindi oltre a ringraziare Proloco, volontari, ringrazio l'Associazione Nazionale Città del Vino che comunque fa crescere questo palio negli anni, questo palio che significa girare l'Italia, creare amicizia, creare momenti di condivisione belli, e quindi è una cosa veramente che lega da Sicilia al Trentino tutte le città del vino. Io vi auguro di divertirvi innanzitutto, guardo i miei di Vittorio Veneto e dico che si facciano valere in casa come sempre. Un grande saluto e un bocca al lupo a tutti voi. Grazie, grazie vice sindaco. Allora, adesso io andrei, prima di cominciare con quella che sarà praticamente il percorso che ci porterà direttamente in Piazza Minucci, andiamo alla presentazione delle squadre e così faremo anche l'estrazione dell'ordine in cui parteciperanno i vari giochi in programma. Allora intanto vorrei qui sul palco per primi, visto in ordine, andiamo in ordine alfabetico, la squadra di Avio con Marco Slomp, Elia Campostrini, Cristian Emanuelli, Margherita Baita, Dorotea Azzetti e Linda Rizzi. Eccoli qua. Forza, forza, salite, fate un'ascesa veloce. Eccoli qua, li salutiamo, gli facciamo ancora un bel applauso. Adesso chiedo l'aiuto di una donna del gruppo che sceglie per l'estrazione dei giochi, visto che il nostro notaio Federico segnerà. Vai. Il numero 6, perfetto, ottimo. Numero 6, ringraziamo gli amici di Avio che si accomodano e si preparano naturalmente per la sfilata. Adesso è il momento di Brentino Belluno con Castelletti Jonathan, Eric Albrigo, Sebastiano Zanga, Serena Salandini e Glenda Favetta, giusto? Ho detto giusto. Benissimo, sempre una... Fermi, prima facciamo foto di rito che ci sta. Ottimo, allora chiedo sempre l'aiuto di una gentile donzella, naturalmente anche del Brentino Belluno. Allora, il numero 4, bene, grazie. Passiamo naturalmente adesso alla prossima squadra che chiamiamo sul palco. Si tratta di Furore con Michele Avitabile, Andrea Fusco, Francesco Pio Milo e Giovanni Milo. E il sindaco di Furore. Eccolo qua, nel caso, visto che ospitano la finale, sindaco, 2 parole le può dire, giusto? Mi pare giusto. Vabbè, la finale è lunga da venire, il 14 di ottobre abbiamo avuto già una serie di adesioni, spero che tutti gli amici che sono qua, che rivediamo con enorme piacere ogni volta che facciamo queste tappe del palio. Noi veniamo da molto lontano, abbiamo fatto tanti chilometri per arrivare fino a qui, però veramente è un piacere, perché non solo incontrare gli amici della Proloco di Vittorio Veneto, ma tutti gli amministratori che
sono sempre presenti, devo dire la verità, al Palio delle Botti. E beh, è inutile che vi dica venite a furore, perché ci fate enorme piacere a venire a vedere il nostro paese. Ottobre è anche quello un bellissimo periodo per visitare la Costa d'Amalfi, quindi siamo lì e vi aspettiamo. Adesso logicamente in queste occasioni si dice spera che vinca il migliore, giusto Sindaco? Noi speriamo logicamente che vinca furore, chiaramente. Allora Sindaco, allora si prende lei l'onere di estrarre praticamente l'ordine di partenza. Prego. Abbiamo il numero 3 per Furore. Grazie, salutiamo gli amici di Furore e adesso passiamo alla squadra di Maggiora con Gaia Balzano, Laura Pastore, Sergio Vallana, Nicolò Bainotti e Santo Familiari, giusto? Eccoli qua, un bel applauso per gli amici di Maggiora che arrivano dalla provincia di Novara e naturalmente una gentil signorina che viene naturalmente a scegliere, vediamo, il numero 7, perfetto, e salutiamo ancora gli amici di Maggiora. Adesso è il momento degli amici di questa città così poco conosciuta, no, sto scherzando, visto che sono vicini, gli amici di Refrontolo, con Simone Denardi, Alessandro De Vecchi, Nicola Bottega, Sofia Meneghel e Giorgia De Luca, campioni in carica, quindi insomma hanno un titolo da difendere. Facciamo ancora un bel applauso agli amici di Refrontolo. E naturalmente invito a scegliere il tappo con il numero 1. E beh, giustamente siete il numero 1. Perfetto, grazie, ringraziamo gli amici di Refrontolo. Passiamo adesso alla squadra di San Pietro di Feletto con Alex De Luca, Nicola Pase, Francesco Pedron, Alice Pase e Alice Bottega. Bene, facciamo dai, forza, facciamogli un bel applauso perché loro sono venuti in 2 in rappresentanza. Su. Bene, abbiamo tanta scelta. Prego, vieni pure a scegliere il numero. Perfetto, il numero 5. E ringraziamo gli amici di San Pietro di Feletto. E adesso giungiamo naturalmente alla squadra che non conosciamo, che è quella di casa, di Vittorio Veneto, con Simone Modolo, Luca Ballarin, Davide Casagrande, Ilaria Darè e Francesca Balbinot. Eccoci qua. Facciamo ancora un bel applauso, visto che è la squadra anche di casa, a dover tenere alto l'onore. Tocca a una scoprire l'ultimo tappo che è rimasto, è normale, bisogna farlo, se no il notaio non si fida. Il numero 2, perfetto, grazie. Bene, adesso invitiamo intanto i tamburi a venire qui davanti al palco, predisporsi, naturalmente ci sarà l'accenno iniziale della sfilata e poi a seguire ci saranno i nobili naturalmente che seguiranno e tutte le squadre a seguire. Assieme alle varie squadre rimarranno anche, ci sono anche dei bambini che quest'oggi hanno partecipato ai giochi e quindi sfileranno accomunati praticamente alle diverse squadre e lasciamo lo spazio naturalmente agli tamburi, eccoli qua che li sentiamo già il loro rullo di tamburi e ci prepariamo per la sfilata.
partono naturalmente le ragazze di Real Ferrotto in questa gara di slalom. Tre, due, uno, via! Parte lo slalom di Vittorio Veneto. Uno, via! Parte il Valentino dell'1. Tre, due, uno, via! Partono le ragazze di Recoroncolo. Partono anche le ragazze di Avia. Tre, due, uno, via! Partono le ragazze di Maggiore. 3, 2, 1, via! Parte il refrottolo. In questa ricordiamo gara di slalom.
Federico Di Ferenco. Partono naturalmente le ragazze di Pronto. Sempre differente.